Al primo posto con AGV e Bargagli la corniglianese per costruire il suo impero è attesa dal match casalingo contro la solida e ostica Ronchese, candidata anch'essa per diritto e pedigree ai piani nobili della classifica. Le gare tra pretendenti si sa solitamente stentano a decollare, questa però entra subito nel vivo perché al terzo minuto Porcialla fugge sulla destra, il suggerimento per Rossi chiede solo di essere spinto in rete, ma l'errore del numero 9 è a dir poco, dai mai dire gol. E allora la legge gol sbagliato, gol subito si concretizza subito perché 2 minuti più tardi Vassallo in percussione centrale vince il duello fisico con Cozza e trova il tempo per questo beffardo diagonale che l'MLM supera Orzo e si infila sul palo lungo. 1-0 impero dopo soli 7 minuti, al 25esimo si assiste alla cosa più bella ma anche più inutile della partita. Fiondata dal limite di Rossi, risposta strepitosa di Di Giorgio, tutto fermo però per la posizione irregolare dello stesso attaccante rossoblù. Il cinismo dei padroni di casa allora colpisce ancora perché 60 secondi dopo è di quelli speciali lo slalom di Ferrara in area di rigore che davanti a Orzo lo supera con un delizioso pallonetto. L'ultimo tocco però è di Ferrara postato sulla linea di porta che fa scatenare le proteste ospiti per una presunta posizione di offside del numero 11, proteste che diventano acerrime al 35esimo visto che questa volta in area grigia la posizione di Stumpo che ribadisce in rete una punizione di Morando deviata da Di Giorgio viene segnalata e come da Burlando di Genova. Tanto materiale da consegnare alla moviola di Enrico Figus e rabbia Ronchese che Romeo tramuta in questa sassata su punizione che al 42esimo si infila sotto l'incrocio dei pali per il gol che vale 2-1 e che soprattutto lascia presagire a una seconda frazione tutta da vivere. Ed infatti le immagini sapientemente mescolate da Enrico Figus ci portano già al 12esimo della ripresa quando Mauro Ferrara ha tutto il tempo per aggiustarsi la palla sul piede buono e prendere la mira, ma è decisivo Orzo in uscita bassa nel chiudere lo specchio il numero 11. Secondo tempo decisamente di marca corniglianese, l'11 di Balbi controlla e punge. Minuto 25, guardate cosa succede quando un fenomeno come Ferraro non sa cosa fare. Il numero 7 dai 23 metri guarda a destra, guarda a sinistra finché non decide di fare tutto da solo e con una semplicità disarmante incastona un autentico gioiello sotto l'incrocio, concedendosi poi un regalinchino a favore di telecamere per il primo gol in campionato. Gara in ghiaccio anche se a 8 dalla fine, ma ciò rimedia al secondo giallo della partita lasciando i suoi in 10 uomini, ma nonostante la superiorità la gara termina senza ulteriori sussulti. Primo tempo combattuto e non senza polemiche, nel secondo tempo l'Imperio Corniglianese legittima il successo contro la Ronchese e rimane in testa alla classifica.